La droga arrivava dal Marocco e passando per la Spagna entrava in Italia attraverso il Piemonte. È stata la Guardia di Finanza di Torino a smantellare il maxi traffico, 850 kg di droga per un valore complessivo di oltre 11 milioni di euro. 13 persone sono state arrestate. Due le organizzazioni scoperte. Al vertice della prima c'era un 44enne che aveva la base logistica a Torino, operava nel torinese dove aveva dislocato diversi depositi. La base di stoccaggio si trovava a Pordenone. Il sodalizio vantava anche ramificazioni in Veneto, nelle province di Venezia e Treviso. Il secondo gruppo era guidato da un 48enne marocchino e da altre due persone. Anche questa organizzazione era radicata sul territorio torinese. I due gruppi si approvvigionavano in particolare dal Nord Africa. Nel corso delle investigazioni da gennaio ad aprile 2022 in provincia di Torino sono stati sequestrati circa 460 kg di hashish e 500 grammi di eroina. Lo spaccio nelle piazze di Treviso e Venezia. Il referente per questa zona era un 47enne marocchino che è stato arrestato a Conegliano dalla Guardia di Finanza. Si trova già in carcere. I finanzieri del locale nucleo di polizia economico-finanziaria hanno individuato due depositi di stoccaggio della droga in box situati nell'ambito di due complessi residenziali. Uno in provincia di Torino. C'erano 300 kg di hashish già confezionati e pronti per l'immissione sul mercato. Il secondo è stato trovato grazie al cane antidroga Iacora. C'erano altri 163 kg di hashish.